Grazie. Scusate dell'inconveniente, ma dovevo ricominciare. Purtroppo c'era un Facebook attaccato. Ok, cari amici e cari amiche che siete qui presenti, come si dice sempre, buongiorno, buon pomeriggio e buonasera da parte del nostro progetto Distanti ma Uniti Casa Sardegna Online. Come avete potuto evincere anche dal video, mandato un po' in ritardo, era il 28 aprile del 2020 quando è partita la nostra prima programmazione online e a quell'epoca si disse che l'impossibilità di svolgere la consueta attività sociale per il Covid ci ha portato quest'anno a festeggiare in modo insolito la giornata del popolo sardo da parte dei circoli. Proprio per reagire alla forzata segregazione, i circoli avevano deciso per la prima volta di riunire congiuntamente i propri direttivi su una piattaforma, che è questa online, che era Zoom, e sentirsi lo stesso, uniti a distanza. È già passato un anno e qualche speranza e certezza comunque cominciamo ad averla e difatti siamo qui. Questo anno ci ha insegnato molte cose. Le nostre conoscenze si sono arricchite sicuramente, come le nostre relazioni. E quei contatti che di persona erano spesso difficili, anche con distanze minime, sono esponenzialmente aumentati, questi contatti, mettendo spesso nel mezzo migliaia di chilometri. Quindi c'è un lato anche, cogliamo anche il lato positivo. Per noi quindi oggi è festa doppia, il programma è denso di interventi, per cui passo la parola subito immediatamente a Serafina Magia, presidente della Fasi, per un saluto. Dopodiché, come ho già avvertito, alle 14:30 circa, diciamo 14:50, ci farà sicuramente il saluto la vicepresidente della regione Sardegna, Alessandra Zedda.
quindi passerei la parola a questo punto a Serafina Magia. Grazie. Grazie Elio. Vai pure, ti sentiamo. Sì. Grazie Elio. Buona dia dessa Sardegna, vodotus. Benvenuti. Dobbiamo far piangere Elio, ringraziare Elio per questo anniversario, un anno di questa bellissima iniziativa che ci ha fatto scoprire che la distanza non divide, ma la volontà di incontrarsi e di stare insieme è più forte, e oggi per fortuna trova dei mezzi che ci permettono di farlo ancora. È il secondo anno che festeggiamo Sadiessa Sardegna distanti e soprattutto senza la possibilità di svolgere di festeggiare questa ricorrenza così come eravamo abituati. Per tutti noi i circoli sardi in Italia e nel mondo, Sadiessa Sardegna è sempre stata vista come una giornata di festa dove la nostra storia, la nostra cultura si ritrovano in eventi che ci facevano vivere una giornata di vicinanza, ma per la seconda volta questo non è possibile. Ma oggi questa iniziativa si completa il programma che comunque in tutti i circoli e nelle varie reti nelle varie parti della rete dei circoli sardi in Italia, in Europa, nel mondo, in questi giorni stanno celebrando questa ricorrenza. Abbiamo fatto proprio il 28, il giorno della ricorrenza, abbiamo ricordato uno dei protagonisti della rivoluzione sarda, di una rivoluzione sarda che molti di noi non conoscevano fino a che non è stata istituita questa giornata. Abbiamo ricordato Giovanni Mariangioi, di cui ricorre quest'anno anche la ricorrenza della sua nascita, e l'abbiamo fatta insieme alla sua gente, al comune di Bono, che ha vissuto questa fase della storia pagando di persona quello che oggi chiameremo la rappresaglia, una rappresaglia del vincitore nei riguardi di chi aveva dato ospitalità e di chi rappresentava il luogo di nascita di Giovanni Mariangioi. È stata una scoperta, un bel approfondimento di tutti gli aspetti della vita di questo protagonista indimenticabile che ci ha aperto una strada. Continuiamo su questo. Oggi quello che ha organizzato Elio, che avete organizzato voi, i circoli della Toscana, i circoli dell'Argentina, i circoli della Cina, del Giappone, dà una visione di quello che siamo e che portiamo avanti. E faremo la festa che comprende come sempre un momento storico di formazione per tutti noi e di informazione con Luciano Marocco, il professor Clemente. Poi la festa seguirà con gli artisti che ci accompagneranno con suoni e con canti. Abbiamo poi la partecipazione di ogni circolo presente in questo momento che porterà il proprio apporto, la propria manifestazione. È semplice, legata alla nostra Sardegna e il legame che abbiamo con essa. Voglio ringraziare quindi tutti i presidenti dei circoli presenti, di coloro che ci ascoltano, ringraziare Aio Novas che ci riprende. Quindi la professoressa De Dola, gli ospiti, la nostra musicista che ci viene, la Federica Somigli, l'intervento ecco, oltre che l'arte e la musica, abbiamo anche un altro
aspetto in questa festa. Abbiamo il Cagliari Calcio. Il Cagliari Calcio con la Elisabetta Scorcu, con la quale abbiamo collaborato finora, sempre nell'ambito del progetto Casa Sardegna dell'assessorato, e che ci porta Beppi Vigna, il libro che è stato distribuito in questi mesi a tutti i circoli, Fabrizio Passerotti che conosce benissimo i circoli perché ci frequenta, quindi persone che ci hanno già frequentato, la Rossana De Dola, e poi abbiamo un intervento di un poeta di Lussorio, Tucumán, la Sarita Vargiu, per la prima volta mi pare collegata con noi, e il Circolo di La Plata, il circolo della Cina di Amistad e il circolo giapponese, li ha già elencati tutti noi. Quindi il palinsesto di questo collegamento riflette quello che per tutti noi è questa giornata di riflessione, di festa e anche di ricordo di un'altra ricorrenza quest'anno, quella di Grazia Deledda, che verrà ricordata in alcuni interventi. Grazia Deledda, anche questo significativo, domani è la festa della mamma e noi quest'anno abbiamo in programma, tutti i circoli hanno in programma qualcosa su Grazia Deledda, e mi piace pensare, mi piace ricordare che la madre sarda, i sentimenti della madre sarda sono ben descritti e presenti soprattutto nei libri di Grazia Deledda. Devo anche ringraziare Francesco Del Casino che in questi mesi, in questa iniziativa dei Distanti ma Uniti, ci ha regalato e continua a regalarci le sue opere belle, significative, che portano un legame diretto con la Sardegna e ai luoghi dove è nata questa sua presenza in Sardegna, quella di Orgosolo e dei murales di Orgosolo, che oggi sono un'opera che riempie non solo Orgosolo ma tutta la Sardegna. Io do la parola a questo punto di nuovo a Elio, ringraziandolo ancora una volta per questa bellissima iniziativa che ci ha legato in tutti questi mesi. Siamo pronti per ripartire, per rincontrarci e per lavorare insieme. Nessuno si è fermato, siamo andati avanti con le forme consentite del nostro legame, siamo stati tutti al servizio della Sardegna, dei soci, nonostante questo doloroso periodo che ci ha portato via anche qualcuno. Grazie. Sì, grazie Serafina, un giusto ricordo delle persone, non ci sono più, anche di amici molto, 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 diciamo, intimi, anche se ci conoscevamo, però era bastato poco per renderci veramente amici. Ecco, passo la parola a questo punto a Pietro Clemente che introdurrà l'argomento clou del giorno. Pietro, a te. Eccomi, intanto anch'io mi unisco ai ringraziamenti al nostro Elio, regista intercontinentale, e molto volentieri. Non mai di scoprire una carriera, o di iniziare una carriera. Do il benvenuto a Luciano Marrocu, che è un amico con cui abbiamo condiviso tanti momenti, in particolare intorno alla fine degli anni 60 all'Università di Cagliari. Insegna storia contemporanea nell'Università di Cagliari, ha insegnato anche all'Università di Roma, dove ci siamo di nuovo incrociati. Si è occupato molto di tematiche della Sardegna e anche a me ha aperto un po' di orizzonti. Io lo ricordo sempre come quello che mi ha spiegato che cosa significavano le strade dove ho abitato, perché io ho abitato in via Sulis, vicino a via Pizzolo, vicino a via Angioi, vicino a via Mille Lire, e salvo Angioi, che era il più noto, io degli altri proprio non sapevo nulla. E sono tutte vie legate a Cagliari e a questo triennio rivoluzionario, come lo chiama Luciano Marrocu,
che è stato veramente eccezionale, ecco, che ha coinvolto tutta la Sardegna e che implica immaginare un'Europa dove è appena avvenuta la rivoluzione francese ed è in corso un triennio in cui la Sardegna è assolutamente protagonista. Ecco, da aprile, dal 28 aprile del 93 all'aprile del 96, quando Angioia è un po' al massimo della sua vicenda, poi verso la fine dell'anno invece diciamo questo triennio va calando e torna alla situazione precedente. Sono anni incredibili in cui poi, come ci ricorda Luciano, è nata anche procurate moderare, come noi la chiamiamo, cioè il canto subatriottus arduas feudatarius, che è sempre stato considerato un po' una specie di inno nazionale. Ecco, Luciano, tra i tanti suoi scritti, ha scritto Procurate moderare, racconto popolare della rivoluzione sarda, che è un testo molto bello perché una delle caratteristiche di Luciano Marrocco è che è anche uno scrittore, ha una ampia produzione di gialli, il protagonista è per lo più un carabiniere sardo che sta a Roma, che però ha anche nell'ultimo suo romanzo Assassinio a Palazzo Valdés, è tornato in Sardegna, e quindi Luciano scrive con la sapienza di uno scrittore, quindi anche Procurate moderare è ricco di scenari di Cagliari, di descrizioni del paesaggio, di punti di vista dei vari soggetti, ed è davvero intrigante, ecco, una lettura storica veramente bella. In questo incrocio tra gusto per la scrittura e gusto per la storia, Luciano ha anche scritto Deledda, una vita come un romanzo, che ha pubblicato da Donzelli, questo in tema con le cose che ci ha proposto Serafina Magia. E sta per pubblicare Storia popolare della Sardegna e dei Sardi, che penso sarà di nuovo un testo piuttosto bello da leggere. Ecco, tra i suoi impegni è stato anche impegnato in politica per qualche anno, non so se poi se ne sia pentito o no, ma insomma è stato assessore alla cultura della provincia di Cagliari, in un momento bello di particolare partecipazione alla vita collettiva, io sempre un po' dalla Toscana, ma seguendolo perché era protagonista di una generazione a cui mi sentivo vicino. E quindi credo di averlo abbastanza presentato e credo che sia anche il momento di passare a lui la parola per entrare in questo triennio rivoluzionario e raccontarci quello che si sente di raccontarci. Poi magari se sarà il caso farò qualche commento, gli farò qualche domanda, ma vediamo come vanno anche i tempi. Ti do la parola, Luciano, attraverso Elio naturalmente. Grazie. Vai Luciano, puoi iniziare. Si sente, ho riattivato. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Benissimo. No, beh, i ringraziamenti sono d'obbligo a tutte le partecipanti, alcune delle quali conosco e il cui lavoro apprezzo, così come apprezzo e conosco diversi circoli dei sardi nel mondo, in particolare in Sud America. Non è presente quello a cui sono particolarmente legato, che è il circolo dei sardi di Mar del Plata, però c'è la Plata, insomma, che non è lontanissima, almeno per le misure argentine, ma insomma. Quindi per dire che mi sento a casa. Poi ringraziamento a Pietro è d'obbligo per le belle cose, merita più di un caffè, anzi probabilmente è una piccola tradizione, quest'estate sarà a cena da me, dal posto tra l'altro da cui vi parlo, che è vicino al mare. La sarda rivoluzione, 1793-1796, per ricordare i termini cronologici e anche per partire da qualcosa che tutti sappiamo più o meno bene, a seconda. Io stesso, quando ho iniziato a studiare la storia dell'Italia, non ho trovato nei miei percorsi pochissimo la Sardegna e tantomeno la sarda rivoluzione, quindi anche per me
come dire, la sarda rivoluzione è stata un po' una conquista, prima come lettore, poi come studioso di storia e poi anche un po' come scrittore. Di sarde rivoluzioni, dentro la sarda rivoluzione, dentro i termini cronologici che ho detto, ce ne sono tre. Queste tre hanno una natura e delle caratteristiche non certamente antitetiche, ma profondamente diverse, talché si può anche mettere in discussione, no? Proprio l'espressione sarda rivoluzione 1793-96. Tre, dicevo. La prima la possiamo anche chiamare, è in un certo senso una controrivoluzione piuttosto che una rivoluzione. Una controrivoluzione che parte da una flotta di circa 100-150 navi che appare nel gennaio del 1793 sul Golfo di Cagliari. Chi conosce Cagliari, tutti voi le conoscete, io poi abito a Castello, dai bastioni di Castello i cagliaritani come dire, vedranno, ammireranno in un certo senso, anche perché è uno spettacolo, non da poco queste navi, minacciose certamente, ma è una minaccia che in un primo tempo non viene neppure tanto presa sul serio. Prima di tutto chi sono queste navi, cioè da chi le ha mandate e che cosa vogliono da questa loro apparizione sul Golfo. Vogliono attaccare e conquistare Cagliari, con Cagliari la Sardegna. Chi li manda? Li manda la neonata, è nata pochi mesi prima, Repubblica Francese. Considerate tanto per avere i termini cronologici della questione, dei termini di comparazione con la Rivoluzione francese, che sono senz'altro utilissimi, direi anzi decisivi. In quegli stessi giorni in cui la flotta francese appare su Cagliari, a Parigi tagliano la testa al re. Quindi, insomma, il passaggio da monarchia, una monarchia che tentava di diventare monarchia costituzionale, ma che non lo è diventata repubblica. E questo passaggio è stato, come dire, segnato anche da una testa reale che è caduta. Quindi è la Repubblica che attacca la Sardegna. Importanti sono per capire anche la dimensione psicologica, il modo che hanno i sardi di accogliere questa flotta, come i comandanti di questa flotta, come i mandanti politici di questa flotta presentano questo tentativo di conquistare la Sardegna. E due cose, ma prima di tutto la liberazione dei sardi, no? Dall'oppressione feudale, dall'oppressione dei Savoia, e un'offerta di liberarsi attraverso una rivoluzione che da subito, immediatamente, e comunque lo è stata in un campo di battaglia a Valmy pochi mesi prima, proiettata di necessità verso l'esterno, perché la rivoluzione francese, attaccate dalle monarchie, si difende e poi contrattacca e poi si espande. Quindi è la rivoluzione, no? che sbarca a Cagliari, però è anche innegabilmente, e così la vedono soprattutto i sardi, una guerra come tutte le guerre che nel corso della loro esperienza diretta, ma anche nell'esperienza storica di lungo periodo, sono guerre di forza, guerre di conquista, sono violenza che si esprime. Quindi, ecco, mi soffermo molto su questo punto perché poi credo che illumini anche
le vicende successive. I sardi li possiamo dividere in due grossi blocchi. Da una parte il popolo di ogni parte della Sardegna, ma popolo contadini, popolo pastori, popolo anche, come dire, popolo contadini e popolo pastori, popolani di Caglia e popolani di Sassari, da una parte, e dall'altra parte l'elite. Le elite sono soprattutto le elite nobiliari, ma non solo, sono anche le elite borghesi, sono soprattutto le elite burocratiche, le elite statali. Ecco, al loro interno c'è una certa divisione. Gran parte di loro, le elite nobiliari soprattutto, e i preti di ogni ordine, di ogni grado, guardano alla rivoluzione francese come una minaccia. Infatti si rivolgono al popolo sardo dicendo: difendiamoci, perché qua ne va della vostra religione che vi verrà strappata da questi atti mangiapreti e dell'onore delle vostre donne, perché è un popolo invasore, ma da questo punto di vista c'è certamente propaganda, no? Ma c'è anche un'esperienza ben concreta che chi tra i sardi ha visto la guerra sa bene che gli eserciti vanno e violano. Quindi, come dire, questo argomento, un argomento di difesa, è un argomento che dal punto di vista della rivoluzione che si espande, che espande i suoi principi di libertà, di emancipazione, anche antifeudali, e questo è un tema importante, è una cosa, ma no, è anche evidentemente... Lorenzo, andate giù a giocare fuori, dai, con le pistoline. Che devo sentire l'evento di Sardegna, chiudi. Va bene. Staccati un attimo, poi mi stacco io dopo. Sì, credo di poter, dopo questa simpaticissima intromissione, molto gradita peraltro, insomma. Sì. Ecco, dicevo, quindi però all'interno delle elite c'è una ristretta minoranza. E in questa ristretta minoranza, anche se non abbiamo una documentazione precisa, possiamo considerare un personaggio che tutti voi conoscete e di cui però non abbiamo ancora nella documentazione non sappiamo esattamente che cosa pensi, è John Marion Joy. John Marion Joy è un professore universitario che a un certo punto rinuncia alla carriera alla cattedra universitaria per entrare come membro della Reale Udienza, insomma, quindi del massimo organo statale e in un certo senso organo di governo, e che possiamo immaginare, che sappiamo anche vicino, un probabile, chiamiamo così, lettore dell'enciclopedia, un probabile già lettore degli illuministi, di Voltaire, e che che ha guardato e possibilmente alla rivoluzione francese come quello che si sta manifestando per, diciamo, le elite intellettuali di tutto il mondo, come un grande cambiamento che è anche una promessa di cambiamento non solo per la Francia, ma per tutta l'Europa, e non solo per tutta l'Europa, per il mondo. Pensate che cosa capita in quegli stessi anni ad Haiti, che gli schiavi neri si rivoltano. Insomma, poi la rivoluzione francese, o perlomeno la continuazione della rivoluzione francese, troverà modo di reprimere questa ribellione, ma la rivoluzione è questo. Quindi possiamo immaginare il nostro John Marion Joy in un momento di profonda incertezza, perché insomma ci sono due pulsioni che possiamo immaginare lo muovono. Possiamo anche immaginare, e qualche vaga testimonianza è in questo senso, che alla fine l'impulso, chiamiamolo patriottico, perché di questo si tratta, sia quello prevalente, e come gli altri John Marion Joy si schieri
per una difesa contro i francesi, che è una difesa che dalle elite nobiliari che hanno in mano la situazione perché sono la classe di governo, hanno gli strumenti, ma proprio come dire, organizzano loro, l'esercito dei miliziani, organizzano una difesa, che è una difesa che dopo i bombardamenti è di necessità una difesa contro lo sbarco, uno sbarco di varie migliaia di volontari. L'aspetto che a me ha colpito sin dall'inizio, quando ho iniziato a lavorare, a studiare su questa vicenda, è che in realtà circa 2000 o forse qualcosa di più dei soldati francesi che sbarcano vicino a casa di Pietro al Margine Rosso a Cagliari. Voi tutti, Margine Rosso sta alla fine del Poetto, perché il progetto è quello di muovere verso Cagliari, conquistare il colle di Bonaria e da Bonaria cannoneggiare la città e quindi espugnarla, anche perché il cannoneggiamento dal mare, il mare è grosso, si è rivelato molto complesso, insomma, e quindi è stato necessario scendere a terra. Non si tratta, come dire, del vecchio esercito, si tratta del nuovo esercito repubblicano di volontari. Sono per la maggior parte marsigliesi e io sospetto che tra di loro ci siano anche coloro, alcuni tra quelli che hanno cantato per la prima volta la Marsigliese a Marsiglia qualche mese prima, cioè quindi proprio è la rivoluzione che esordisce, si può dire anche in campo musicale. I volontari attraversano il Poetto, che possiamo immaginarci molto più di dune, molto più sabbioso, anche abbastanza complesso da attraversare, anche perché i volontari marsigliesi si aiutano con ampi beveraggi, quindi fatto sta, ve la faccio breve perché è un racconto che probabilmente meriterebbe di essere, spesso i particolari sono più interessanti della sostanza, ve la faccio breve. Affrontati dai miliziani nel punto dove sta lo stadio di Sant'Elia, esattamente proprio a quel punto, i miliziani, forti della loro come dire, attitudine alla guerra, anche di una certa, almeno nei racconti che sono fioriti successivamente, di una certa predisposizione alla ferocia, qualche volta anche belluina, sconfiggono i francesi, che in realtà non sono lontanissimi dall'essere soldati di mestiere, e appena vedono la mala parata se la battono e vorrebbero ritornare sulle navi, ma i comandanti vorrebbero che loro combattessero e allora i soldati li minacciano apertamente: vi picchiamo se non ci fate tornare sulle navi. Tornano sulle navi e se ne vanno. Una battaglia vinta sul piano militare, ma anche sul piano politico, da parte di chi l'ha condotta politicamente, che sono appunto le elite nobiliari, che hanno riscoperto in questa fase uno strumento di tipo parlamentare, gli stamenti. Immaginiamoci gli stamenti come una specie di Parlamento riservato sostanzialmente al nobile e agli ecclesiastici, un po' qualcosa di simile, di vagamente simile agli stati generali della rivoluzione francese. Comunque sia, è per le elite nobiliari sardi un'occasione per riscoprire se stessi come classe dirigente. No, perché insomma in questa occasione riescono a sovrapporsi al viceré Vincenzo Balbiano, che non si dimostra all'altezza della situazione, mentre invece gli stamenti organizzano questa difesa, organizzano le truppe miliziane e ottengono
una vittoria che li rende coscienti della propria forza e della propria capacità di governo. Ed è appunto da questa vittoria che nascono le famose 5 domande, che sono sostanzialmente una richiesta che viene presentata a Vittorio Amedeo III a Torino, che viene portata a Torino, è una richiesta di istituzionalizzare gli stamenti, cioè prima di tutto di riconoscere un'esclusiva dei sardi nelle cariche di governo. Cioè, vuol dire, dobbiamo essere noi nobili sardi, no? Ad avere le principali cariche di governo. Ma allo stesso tempo gli stamenti che sono stati riscoperti in questa, che sono un'antica istituzione, ma sono stati riscoperti in questa occasione, devono diventare permanenti, devono diventare qualcosa di vagamente simile a quello che saranno poi i parlamenti ottocenteschi. Questa è la richiesta ambiziosa. Come rispondono a Torino? Risponde Vittorio Emanuele Amedeo III con non ricevere la delegazione per qualche mese e una risposta positiva arriverà 3 anni dopo, quando è ormai, almeno dal punto di vista della nobiltà sarda che ha presentato questa richiesta, è troppo tardi. Questo si conclude così il primo atto. È il primo atto di una che ora possiamo effettivamente chiamare rivoluzione, nel senso che provoca determina un cambiamento profondo, e determina un cambiamento profondo soprattutto nel senso, nella coscienza di sé dell'elite dominanti della nobiltà, e la quale nobiltà come dire, concepisce o rafforza in alcuni casi un sentimento di quasi ostilità nei confronti della monarchia sabauda, che non ha dato accesso a questa richiesta, che possiamo chiamare una richiesta di autogoverno. Questa è la partita che si sta giocando. Ecco, questa è la prima rivoluzione. Saltiamo al secondo atto, alla seconda rivoluzione, che è profondamente diversa dalla prima, perché questa volta protagonista della rivoluzione non sarà più la nobiltà, ma sarà una sorta di alleanza, anche se il termine può sembrare improprio, tra elite intellettuali, elite borghesi e popolo. Alleanza che si esprime nella data che noi stiamo ricordando, il 28 aprile del 1794, che il Consiglio regionale di circa 20-25 anni fa stabilì dovesse essere Sardia di Sardegna. Sardia di Sardegna che a mio giudizio merita a pieno titolo questo nome, perché si tratta di una rivolta dei sardi, in prima battuta dei cagliaritani, contro i governanti piemontesi, e che si esprime, ma non solo, diciamo, non è per nulla una rivoluzione antimonarchica, non è per nulla un progetto di costituire una Sardegna autonoma o repubblicana. È una rivolta per certi aspetti anche immediata, istintiva, con una forte componente identitaria contro i piemontesi. E infatti si esprime con la cacciata dei piemontesi, prima di tutto da Cagliari, ma poi con altre azioni in altre parti dell'isola. Da Cagliari la cacciata dei piemontesi riguarda tutti, dal viceré, che viene accompagnato così in maniera anche beffarda dal ballo tondo dei popolani, che un po' lo sbeffeggiano, alla Darsena, dove proprio viene infilato dentro la nave che lo porterà poi in continente,
e poi dal viceré sino all'ultimo dei parrucchieri, cuochi e servitori che i nobili piemontesi, i governanti piemontesi si sono partiti, si sono portati. E tra l'altro una rivolta di un particolare quartiere di Cagliari, Stampace, contro Castello, che Castello si identifica come se Castello non fosse il Castello dei Cagliaritani, no, ma è il Castello dei Piemontesi, il Castello di chi governa. E da Stampace mettono grandi scale sulle mura, appunto, di Santa Croce, salgono, arrivano al Palazzo Vicerregio e qua entra un po' anche in gioco la nobiltà e un Ignazio Heimlich, che è il portavoce degli stamenti, cortesemente dice al re, guarda, al viceré, caro viceré, è opportuno, quindi come dire, si fa un po' da mediatore tra come dire, la violenza, per certi aspetti anche minaccioso, popolare, e poi l'istituzione che però deve prendere atto Ignazio Heimlich, che deve essere messo in salva. Questo è il secondo atto della rivoluzione, ma la più sarda di queste tre rivoluzioni contenute... Scusa Luciano, abbiamo 5 minuti adesso. Finisco, anche se non ho ovviamente mantenuto le proporzioni che mi ripromettevo, ma tranquillo. Vabbè. Il terzo atto è quello che ha a che fare con procurare, moderare barones Sadirania. Allora, teniamo presente una cosa, non c'è una fonte che ci dica che procurare e moderare sia stata cantata nelle marce di Gio Mariangioi, di cui vedremo fra pochissimo, nel 96. Il testo di procurare e moderare è stato ritrovato, no, in Corsica circa grosso modo a metà dell'Ottocento. Quindi anche, come dire, le musiche dalle quali viene solitamente accompagnata sono testi musicali che come dire, non si legano immediatamente. Cioè, noi di procurare e moderare abbiamo un testo, ma è un testo, badate bene, composto proprio nei giorni della sarda rivoluzione, e che costituisce un documento di straordinaria ricchezza, importanza, che ci fa capire molto di questa rivoluzione, a partire dal brano iniziale, no, dal verso iniziale. Procurare, moderare, barones, Sadirania. Molto cortesemente, baroni, cercate di moderare la tirannia. Quindi non è un canto, come dire, immediatamente eversivo del sistema feudale. Chiede ai feudatari, ai baroni, di moderare la tirannia. Ma c'è una ragione di tutto questo, no? Che il movimento antifeudale, che poi diventerà effettivamente antifeudale, avrà come obiettivo la cancellazione dell'oppressione feudale, però inizia dall'alto con un provvedimento del viceré, che non è più quello che è stato cacciato, siamo l'anno dopo, siamo nel 1795, e un altro viceré, si chiama Filippo Vivalda, a un certo punto si fa convincere anche dalle pressioni degli stamenti a emanare un editto che invita i vassalli, i contadini, di recarsi a Cagliari e presentare
viceversa, alla residenza, cioè le autorità, le loro, come dire, il loro cahier di doléances, cioè le loro, laddove considerano che i loro diritti sono stati come dire, schiacciati dai baroni, che i baroni cioè si siano appropriati, no, di diritti che non erano scritti, no, nelle antiche carte, allora ecco, quindi moderare il primo impulso ai baroni viene dall'alto, viene dal viceré che dice, beh, cari baroni, qua è il tempo, se vogliamo scamparcela, no? È tempo appunto di moderare la tirannia, è il tempo di riformare, di tagliare almeno le fronde più sgradevoli del sistema feudale. Inizia da qua, ma evidentemente anche questa misura riformistica non è accettata, perché a questo punto si esprimono il loro malumore i baroni, soprattutto del nord Sardegna, che contestano questa apertura riformistica da parte di Cagliari. Ecco, in questo momento la rivoluzione sembra quasi Sassari baronale versus Cagliari stamentaria e aperta al riformismo. Ed è in questo momento che entra in gioco Gio Maria Angioli, che nel corso di tutta questa vicenda, soprattutto nel dibattito stamentario, in generale nel dibattito politico, è cresciuto per autorevolezza e si è già caratterizzato per una spinta di tipo riformistica, e Gio Maria Angioli viene incaricato dagli stamenti e dal viceré a recarsi a Sassari, a far capire ai baroni sassaresi che è ora di moderare la propria tirannia. Quindi il mandato che ha Angioli è un mandato di tipo riformistico all'inizio, è un mandato tra l'altro ufficiale, perché Angioli viene mandato a Sassari come alternos, come vuol dire come investito, altro da noi, dal viceré, investito della sua autorità, quindi investito di un'autorità molto, molto alta per rimettere le cose a posto. Solo che questo viaggio, durante questo stesso percorso, no? che è come dire, è un percorso effettivamente che ha tutta l'epopea e tutti i colori di una rivoluzione, perché Gio Maria Angioli si ferma nei paesi, viene chiamato dai contadini, ma anche dai notabili locali a presentare le proprie posizioni, a discutere. Lui stesso ascolta e coglie la natura sempre più radicale dell'istanza dei vassalli, che non vogliono più, semplicemente a questo punto, almeno una gran parte di loro, non vogliono più moderare la propria che i baroni moderino la propria tirannia, ma non ne vogliono più saper nulla di baroni. E quindi quando nel giro di più di una settimana Angioli arriva a Sassari e Sassari l'accoglie con come dire, col clamore con cui si saluta il cambiamento e la rivoluzione, è un altro Angioli rispetto a quello che è partito, e che proprio da Sassari concepisce probabilmente, qua insomma la ricostruzione è abbastanza complessa perché le fonti non sono molte, ma concepisce l'idea di tornare a Cagliari, per portare a Cagliari che cosa? Lui è andato a Sassari per portare la legge, no? Per portare il pregone del viceré. Invece ora da Sassari parte verso Cagliari con uno stile, con un esercito che si ingrossa, almeno in una prima fase, lungo la via, per portare che cosa? Non certamente la Repubblica, ma per portare la fine del feudalesimo.
E a questo punto, con quella stessa elite cagliaritane, anche borghesi, facciamo un nome, Pintor, no, che avevano sostenuto la rivoluzione stammentaria, che avevano sostenuto lo scomiato dei piemontesi, la cacciata dei piemontesi, fanno i conti e tra la minaccia rivoluzionaria di una rivoluzione che a questo punto è veramente una rivoluzione che tra l'altro minaccia anche le loro posizioni sociali, le loro posizioni di potere, e il ritorno all'ordine, che vuol dire il ritorno all'ordine prima del 1793. Scelgono il ritorno all'ordine. Allora, Pintor, che era stato l'eroe della fase, diciamo, chiamiamola borghese, nazionale, della storia della rivoluzione, è lui stesso che organizza l'esercito contro Angioy. D'altra parte, l'esercito di Angioy misura le proprie difficoltà proprio sul territorio, perché poi nei singoli paesi, no, c'è chi è con Angioy, una parte del notabiliato locale, ma un'altra parte del notabiliato non lo è affatto. E quindi, ad esempio, mentre il Montiferru lo accoglie ancora affettuosamente, a Macomer agli angioiani sparano contro. Quindi man mano questo esercito di Angioy, che in un primo momento si è ingrossato, poi perde, si sbanda. C'è una specie di resa di conti ad Oristano con una sorta di battaglia in cui però gli angioiani sono ormai allo sbando, e la sconfitta in questa battaglia di Oristano significa per Angioy fa sostanzialmente la fuga, fa un tentativo di riorganizzare le file, ma questo tentativo non riesce. Ecco, e Angioy a questo punto lascerà, siamo alla fine di giugno, anzi alla metà di giugno del 1796, lascerà l'isola nel giro di qualche tempo, arriverà a Parigi e inizierà un lungo esilio che però, se ne avete voglia, vi racconto, perché è molto interessante l'esilio di Giovanni Angioy a Parigi. Se ne avete voglia racconterò un'altra volta, però vi ringrazio per la pazienza. No, grazie a te Luciano, grazie ovviamente a questi importanti cenni storici che ci hai dato, e arricchiscono ovviamente la nostra conoscenza, e sicuramente ci riproporremo nel momento in cui arriverà il libro, diciamo, di riparlarne. A questo punto vi do una notizia che, diciamo, non è una notizia lieta, quanto mi ha comunicato l'ufficio di gabinetto della vicepresidente della regione, che non può essere presente perché purtroppo ha avuto un lutto in famiglia. Lo posso dire perché comunque è già uscito su Castello Online, e un cugino è morto ed era un consigliere addirittura del comune di Selargius. Per cui a questo punto, diciamo, io ho inviato a nome di tutti le condoglianze, e per cui noi continuiamo ovviamente adesso il nostro evento. Ok, vi ricordo, ovviamente corre l'obbligo di ricordarvi che siamo collegati anche con la piattaforma TV di Ionoas, e a questo punto passo la parola a Shanghai, a Dina Pilia, per la presentazione diciamo del video. A te Daniela. Sì, allora buonasera a tutti. Vi saluto a nome del Circolo Amistade. Noi per Sadia Desa Sardigna ci vediamo sempre. Non facciamo eventi online per il 28 aprile. Dall'anno scorso, da maggio dell'anno scorso, noi non abbiamo più problemi a organizzare eventi nei locali, è tutto aperto in Cina.
Quindi anche quest'anno ci siamo visti e abbiamo organizzato una cena, abbiamo conosciuto anche dei nuovi ragazzi sardi appena arrivati in Cina. Quindi è stata un'occasione anche quindi per presentare il circolo ai nuovi arrivati. Abbiamo preparato durante questa serata un brevissimo video di qualche minuto dove vi mostriamo la città, la serata sul Bund a Shanghai e poi il nostro incontro al ristorante. Quindi ancora un saluto a tutti. Vai Elio. Chiusa male, diciamo, però è ancora riconosciuto come uno dei primi moti rivoluzionari che poi è andato dopo la rivoluzione francese. Comunque avevamo ancora un pioniere rispetto alla ribellarsi alle monarchie, alle dittature. Non ha funzionato tanto. Infatti poi la rivoluzione francese è inizio 1800, quindi qualche anno dopo. Guardate che prendi la sua scuola a fare scendere a succedere qualcosa in tutto il mondo. Bene, a questo punto passerei la parola a Firenze al presidente Angelino Mereu per la presentazione. Grazie Elio. Buongiorno a tutti, grazie a tutti gli intervenuti. Mi preme sottolineare una cosa, che noi oggi stiamo festeggiando Dies Sardegna con qualche giorno di ritardo e nella giornata dedicata all'Europa, per cui oggi è la festa dell'Europa. La stiamo festeggiando con collegamenti in tutto il mondo, ecco, questo a sottolineare un attimo la centralità della Sardegna, che ha scelto la giornata giusta e le persone giuste per festeggiare Dies Sardegna. Come Circolo Axit di Firenze abbiamo l'onore di presentare la professoressa Federica Somigli, arpista di grande esperienza e fantasia, che vanta una consolidata esperienza internazionale. La professoressa Somigli è intimamente legata alla Sardegna, viste le sue origini tempiesi, e in questo momento è in diretta per noi da Bolzano, dove attualmente insegna. Ecco, la professoressa Somigli ci delizierà con l'esecuzione di due conosciutissimi brani della tradizione musicale sarda, il canto religioso Deus ti salve Maria, conosciuto anche come Ave Maria in sardo, un testo di Bonaventura Alighieri, un poeta sardo vissuto tra la fine del 600 e la metà del 700,
e la canzone d'amore Non posso riposare, scritta dal poeta di Sarul Salvatore Sini nel 1915 e poi successivamente musicata da Giuseppe Rachel nel 1920. I 2 brani saranno eseguiti in un arrangiamento originale per arpa adattati dal maestro Ivan Marini. Ringrazio ancora tutti e ringrazio la professoressa Somigli per la sua partecipazione e la cortese disponibilità, e lascio alle sue mani il compito di condurci verso il mondo magico e incantato della musica sarda con questa interpretazione del tutto originale. Prego, professoressa, a lei non dico la parola, ma a lei le corde. Sì, intanto buonasera a tutti. Mi sentite? Certo. Sì, ok. Ecco, solo una piccola, come dire, una piccola cosa per quanto riguarda specialmente il brano dell'Ave Maria, che è stato trascritto appunto dal maestro Marini apposta per noi. È una, poi lo sentirete da soli, insomma, è una trascrizione un po' particolare che si adatta sia alla contemporaneità che allo strumento. Comunque non so se è riuscito a collegarsi, spero che ci sia anche lui che sia in ascolto. E niente, io ho avuto solo 2 giorni per studiare queste cose, quindi vi prego di essere comprensivi. Ok, buon ascolto.
Federica, grazie. Grazie di questa interpretazione. Complimenti comunque. Ciao a tutti. Si vede che non si figge con l'acqua da queste parti. Salutami Bolzano. Ok, allora da Bolzano passando per Firenze si arriva a Roma. Pasqualina, chiudi l'audio. Dicevo, passando per Firenze si arriva a Roma e alla sua presidente del piccola casa, Maria Lai, Bizzosu. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, come il saluto insomma, in questa circostanza. Saluto tutti i partecipanti. Noi della Crase Maria Lai di Roma abbiamo deciso di partecipare a questo evento facendo una riflessione sul grado di conoscenza che si ha di questo avvenimento della Sadia della Sardegna, e quindi abbiamo proposto delle interviste a dei giovani sardi, alcuni anche studenti, per capire che se la scuola aveva insomma parlato di questo argomento, come era stato affrontato. E insomma appunto la conoscenza non è molto buona, insomma. Personalmente io posso dire che ne ho sentito parlare non a scuola ma più avanti nel tempo, quando già ero a Roma, quindi dopo i 20 anni. E vabbè, quindi vedremo il video, l'intervista insomma a questi ragazzi, e poi parlerà a Maria Vittoria Migaleddu, l'ex presidente, che presenterà Isabella Tore, che ha affrontato insomma un lavoro con docenti e altri operatori. Grazie Elio, il video. Sadia della Sardegna non l'ho mai vista a scuola, non abbiamo mai visto l'origine appunto di questa giornata. So che il 28 aprile che le scuole chiudono, che credo anche gli uffici, ma poi appunto l'origine storica di questa data non la conosco. Conosco Sadia della Sardegna e per quanto ne so io a fine 700, e penso che il 28 sia il giorno in cui ottengono l'indipendenza. È una ricorrenza, una manifestazione che la regione autonoma ha concordato a Sardegna su 28 di aprile, e questa ricorrenza ha raccolta quando Sardegna si acciappa come disegnata, no? Sardegna che in castello c'è da poco i piemontesi su 28 di aprile del 1794. E so che c'è appunto una leggenda che parla di questi piemontesi che si nascondevano tra i sardi per non essere cacciati via, e per riconoscerli si faceva dire questa frase che era Naracigi, che però i piemontesi non riuscivano a dire con la giusta pronuncia, e quindi si riconoscevano in quel modo. E questo è quello che so alla fine. Un ricordo molto vago e anche lontano, che se ne stava parlando proprio un giorno a scuola, e ce ne stava parlando proprio una nostra maestra alle elementari, e il focus era proprio su questa frase del Naracigi. Conosco principalmente perché l'abbiamo fatta a scuola, vagamente, però anche dal telegiornale un po' si parla, quindi anche da lì. L'abbiamo fatto forse a inizio di quest'anno, della quarta superiore, però ne abbiamo parlato e non ne abbiamo parlato, cioè vagamente. Mesi scuola, cosa di dici? Franco Canco caso raro, penso che non da Sampariti. Devo, insomma, questa esperienza mia, devo questa cosa sarebbe studiata a universitaria. Appoggiato 6 esami di storia contemporanea e poco so. Se un po' manca il fresco di questa questione, sì.
Secondo me sì, cioè è la nostra storia alla fine, quindi come può essere la lingua, cioè come il sardo è una lingua, anche la nostra storia penso sia importante da sapere. Credo che sia importante approfondire anche questi aspetti appunto nel percorso scolastico. La storia della Sardegna è assolutamente importantissimo, prima di tutto per una questione di identità. Ognuno dovrebbe sapere la storia del proprio paese. Penso che a manco una sprugnata di storia della Sardegna è a toccare a donare. C'è tutto, è a toccare a donare, a manco una sprugnata di grammatica sarda, mesi scuola. La parola a questo punto a Maria Vittoria Migaleddu. Salve a tutti, scusate. Salve a tutti, allora abbiamo visto queste interviste a scuola la storia della Sardegna non si studia, ma poco fa abbiamo avuto una testimonianza illustre, possiamo dire in questo senso, perché il professor Marrocco all'inizio del suo intervento ha detto che lui si è accostato alla storia italiana e nella storia italiana di storia della Sardegna ce n'era ben poca. Quindi la storia della Sardegna è assente. Allora noi abbiamo voluto riportare un po' Zadiesa Sardigna al suo significato storico. E questo che cosa significa? Non studiare la storia della Sardegna, come non studiare la lingua, come hanno detto i ragazzi, la cultura, eccetera. Significa poi un senso di estraneità. E da una parte per chi poi esce dalla scuola e dall'altra appunto significa avere una visione soprattutto fuori dalla Sardegna ma anche dentro la Sardegna come una terra statica fuori dalla storia, arretrata anche tra virgolette. E questo è quello che forse il significato più profondo che dovremmo dare a Zadiesa Sardigna sarebbe invertire questa situazione. Ma direi che c'è già qualcuno, e non individualmente ma collettivamente, che sta lavorando in questo senso e proponendo e producendo dei materiali didattici e a questo proposito noi abbiamo intervistato Isabella Tore, che è una insegnante che fa parte di questo collettivo La Storia Sarda nella scuola italiana, che appunto ci illustrerà il loro progetto e quello che loro hanno fatto. Nel 2014 nasce il gruppo Storia Sarda nella scuola italiana. È un gruppo di volontari variamente composto. Ci sono docenti, autori, storici, esperti di archeologia, c'è un grafico, c'è un esperto di informatica che da allora ad oggi lavora per preparare dei materiali di storia sarda fondamentalmente per gli insegnanti, ma non solo, assolutamente gratuiti. Sono dei PDF che si possono liberamente scaricare dal sito lastoriasarda.com che trattano appunto della nostra storia. Questo perché nella manualistica storica la Sardegna non esiste e se viene riferito qualcosa della nostra storia talvolta è densa di errori. Quindi la nostra cura è stata quella di predisporre dei materiali e rendere il lavoro degli insegnanti più semplice, perché non è facile trovare del materiale divulgativo che sia adatto alle varie classi in cui si insegna. In questo sito quindi si possono trovare dei materiali per le scuole primarie, per la scuola media e speriamo di poter preparare dei materiali fino alla quinta superiore. E perché no parlare anche di geografia sarda, anche di letteratura sarda e tutto ciò che riguarda la nostra cultura. Oltre ai fascicoli che sono orientati proprio secondo la cronologia del Ministero, che tengono conto anche del linguaggio delle classi a cui si riferiscono
con una grafica appunto molto curata che fa uso di immagini, di linee del tempo e di tutto ciò che si utilizza nei sussidiari e nei testi in uso, abbiamo anche dei fascicoli dedicati. Per esempio ce n'è uno appunto su Sadia de sa Sardegna. Peraltro abbiamo anche fatto la scelta di tradurre alcuni di questi, non tutti purtroppo, piano piano speriamo di poterlo fare di tutti, di tradurlo nelle varie lingue, prima di tutto in lingua sarda, in LSC, e poi troverete qualcosa anche in inglese e in catalano. Quindi i nostri interlocutori preferiti certo sono gli insegnanti, perché vorremmo che in tutte le scuole della Sardegna si insegnasse la storia sarda, che si parlasse della nostra storia, la storia dove i sardi hanno una loro voce. Quindi invitiamo tutti a visitare il nostro sito, a scaricare il nostro materiale, che diventi materiale di tutti gli alunni di ogni età, e che gli insegnanti facciano la scelta di inserire la storia sarda nei propri curricoli. Sono delle scelte che sono libere, chiaramente. Sono delle proposte contenutistiche, non si entra nel merito della metodologia utilizzata, però sicuramente sono materiali già pronti che, come ho detto, fanno riferimento all'inquadramento cronologico dettato dalle linee ministeriali. Quindi per una maggiore diffusione della nostra storia, per una conoscenza della nostra storia e quindi per un accrescimento anche della nostra coscienza, dobbiamo conoscere appunto il nostro passato, e per questo vi invitiamo a visitare e ad utilizzare i nostri materiali. Grazie. Bene, grazie al circolo Acrase Maria Lai per il contributo veramente interessante, veramente da tutti i punti di vista. Adesso passerei la parola a Giovanna Corda, già diciamo eurodeputato al Parlamento europeo, attualmente è assessore alla cultura a Ornù in Belgio. Ornù poi ha una lunga storia e ci racconterà un attimino lei. Giovanna, a te la parola. Accendi il microfono però. Il microfono, Giovanna. Giovanna, il microfono. Il microfono. Ecco, a posto? A posto, vai. Allora, buongiorno, buonasera, secondo dove vi trovate nel mondo. Osimus questionende meda in italiano, ma mi dispiace per far dare un ubago in sarduburu. Caso è stata fortunata che babbo e mamma mi canaliato in Belgio che teniu solo battorano ne manco e m'hanno sempre questionato in sardo. Dunque per me este vino al più facile devo far dare in sardo piuttosto che in italiano, ma su chi ha scritto, l'ha scritto in italiano, gai tutto canto lo comprendite. Ecco, Sardegna, ecco la mia storia, te la racconto. Sono nata nel tuo ventre, a fianco alle miniere di Carbonia. La luce, le prime grida, i primi passi, le prime parole le ho pronunciate in questa mia isola. La vita non ha voluto continuarsi a crescere fra le tue braccia. Babbo e mamma, con le lacrime agli occhi, ma soprattutto nel cuore, mi hanno portata in un altro nido. Questo nido era un po' freddo per il mio corpicino abituato al sole, ma ben presto si è riscaldato dal suo interno per far rinascere il calore del cuore. Sardegna, ho vissuto sempre lontana da te, ma porto dentro di me il tuo ricordo che i miei mi hanno trasmesso. Una parte della loro vita è iniziata in Sardegna. Il loro primo amore. Hanno dato alla luce 4 dei loro figli. Come dimenticare questi momenti di tenerezza?
Il destino mi ha portato a governare un'altra città, con un'altra cultura, con un'altra lingua. Sardegna mia, ti rivelo che hai sempre avuto un posto nel mio cuore. Mi manchi, spero rivederti presto. Ho tanto bisogno di te, una vita tua. Allora, se permettete, l'emigrazione ve la presento in un modo un po' particolare, un omaggio a babbo, a mamma, ai nostri padri, alle nostre madri, tutti quelli che sono partiti, ma non sono partiti oggi, sono partiti per raschiare le viscere della terra, per dare a loro un mondo migliore, perché l'immigrazione che conosciamo adesso è molto diversa. Certo, ne parlo in un modo... anch'io ero insegnante, ero professoressa in un liceo, dunque la vita che ho avuto io è molto diversa di quella dei miei genitori e vorrei ringraziare loro per tutti i sacrifici che hanno fatto. E ho avuto la soddisfazione di poter presentare questo libro con tutte le fotografie di 25 famiglie. Con la cosa sulla Sardegna. Sì, e tanti anche... Perché iniziamo a dire, perché non c'ho... Questa mostra l'ho presentata al Parlamento europeo quando ho avuto la fortuna di essere internazionale, sai, è stato un momento molto importante perché questo primo libro l'ho regalato a mamma. Immaginate boso, se emozione di vita sua, ai nostri padri, a mio padre. Hai lasciato un paese, hai lasciato la tua famiglia, hai lasciato i tuoi sapori, hai lasciato i tuoi profumi. Sei partito in esplorazione per costruirci un mondo migliore. Hai lasciato il sole, hai lasciato la luce per andare a raschiare le viscere della terra. Hai fatto una scelta. Ci resterai. Ma questa era una scelta? Probabilmente no. Hai lasciato i mandorli, hai lasciato i ginepri per essere vicino alle colline di carbone. Questa avventura, nostra madre così fiera e degna, l'ha vissuta con te. Alle nostre madri, a mamma. Non volevi lasciare colei che ti ha partorito, eppure hai seguito colui che hai amato. Il tuo dovere era quello. Ti sei impegnata a camminare a suo fianco, nel bene e nel male. Col cuore in lacrima sei arrivata, ma ben presto ci hai confortato. Con forza e saggezza ti sei comportata. Sulla strada della vita ci hai portati. Le altre bellezze ci hai insegnato. Il sole lo hai portato con te. Hai riscaldato i nostri corpi, ma soprattutto i nostri cuori. Ti sei sacrificata non pensando a te. La tua vita ci hai donato. Babbo troppo presto ci ha lasciato. Hai assunto i due ruoli insieme. A voi due. 50 anni, 60 anni fa, una nuova vita cominciò. I nostri vicini venivano da lontano, dall'Italia, da tutta Europa. Pochi anni dopo, dalla Turchia al Marocco. Si viaggiava non facendo che 3 passi. Abbiamo vissuto numerose feste. Degustavamo il couscous, gli spaghetti, i ravioli, le patate fritte. Che delizia! Delle musiche ne avevamo piena la testa. Gli strumenti erano differenti, dal djembé alla fisarmonica, dal flauto all'armonica. Che gioia! Ricchi di tante culture, per tutto ciò vi diciamo grazie a mamma, grazie a babbo. Ecco, allora se vi permettete, per me è importante perché nel mondo in cui viviamo, vivere insieme
è un messaggio che dobbiamo fare assolutamente passare ai nostri figli, perché l'essere umano è dappertutto lo stesso nel mondo. Non ho fatto apposta di mettere dietro di me, vedete, 2 maschere. Una è la Sardegna, Mamoiada, perché certo sono nata lì e sono le mie origini, e l'altra è quell'altra che ho acquisito, le Gilles de Binche e il Carnevale, 2 carnevali che per me è un simbolo di unità. E voglio governare, pensamos a essere unito. Grazie a tutti per questo bel evento. Grazie. E Giovanna, grazie a te per le commoventi e toccanti letture che hai fatto. Adesso passo la parola al presidente del Circolo Grazia Deledda di Ciampino, Frigau, che c'è. Ci sei? Sì, certo. Grazie Elio. Buon pomeriggio sia da parte mia che da parte di tutto il nostro circolo, a tutti gli amici che ci seguono in tutta l'Italia, l'Europa e insomma il mondo. Oggi il nostro circolo ha voluto partecipare a questa festa molto importante pensando a Grazia Deledda. Quest'anno se ne parlerà tanto in considerazione della sua ricorrenza e lo faremo tramite la nostra carissima amica con la dottoressa Rosanna De Dola, che è una ricercatrice docente della Scuola Normale Superiore di Pisa e psicanalista e supervisore dell'Istituto Carl Gustav Jung di Zurigo, ed è una grandissima conoscitrice di Grazia Deledda, esperta. Non vi voglio dire altro, non mi prolungo oltre, passerei immediatamente la parola a lei. A te, Rossana. Grazie. Grazie per l'invito e volentieri parlo di questa nostra scrittrice che oggi compie che quest'anno compie 150 anni. Ho dedicato a lei 3 libri. Il primo è questo, una biografia di Grazia Deledda, Grazia Deledda, i luoghi, gli amori, le opere, in cui ho descritto tutte le fasi della sua vita e l'ho inserita in una cornice che va al di fuori della Sardegna, seguendo i luoghi in cui ha abitato anche dopo che nel 1900 ha lasciato la Sardegna per trasferirsi a Roma. E quindi soprattutto la Bassa Padana e Cervia, che le diede la cittadinanza onoraria. Decise di passare tutte le estati a Cervia dopo aver incontrato Marino Moretti, che è uno dei tanti intellettuali e scrittori molto più giovani di lei, a cui lei si affeziona, che spingerà, perché era una scrittrice molto generosa con i giovani, aiuterà molti della generazione successiva ad avviarsi sulla strada della letteratura e a seguire anche un po' il suo esempio, che è un esempio straordinario perché, come sapete, Grazia Deledda aveva frequentato solo la 4ª elementare e ha avuto il grande coraggio di arrivare fino al premio Nobel. Il secondo libro che ho scritto su Grazia Deledda in realtà è un libro di viaggi in Sardegna. Il titolo è In Sardegna con Grazia Deledda, è uscito dall'editore Perrone di Roma e il sottotitolo dice Isola di feste, riti, racconti. Ecco, ho fatto vari viaggi per poter scoprire i luoghi di Grazia Deledda. Non volevo fare un solo viaggio, perché un solo viaggio mi avrebbe fatto vedere solo un volto della Sardegna. Forse quell'estivo che i turisti conoscono di più. Io invece la volevo vedere in tutte le stagioni, ripercorrendo un po' anche una visione che ne avevo avuto durante la mia infanzia. Io sono nata a Sassari, ho avuto la possibilità di visitare quando ero bambina anche dei paesi dell'interno, nonché il paese della mia famiglia che è Chiesi. E quindi ho voluto seguire un andamento regionale, stagionale. Questo andamento stagionale mi ha permesso anche di
partecipare in alcuni momenti alle feste che si fanno ancora oggi in Sardegna, proprio nei momenti in cui ci sono i cambiamenti stagionali, il solstizio d'estate oppure in settembre, eccetera. E sono andata anche in inverno, che stranamente per quando sono andata io era molto mite, tant'è vero che c'erano ancora i colori dell'autunno. Questi due libri sono seguiti da un terzo che sta uscendo in questi giorni, uscirà penso tra meno di un mese dalla casa editrice Il Maestrale di Nuoro. Ed è un libro che raccoglie le lettere che ho avuto la fortuna di scoprire mentre scrivevo appunto il primo libro. Lettere che ho trovato a Zurigo, nella Zentralbibliothek di Zurigo, poi a Vienna, addirittura una lettera scritta da Grazia Deledda in inglese, conservata nell'Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, e poi ho trovato veramente tante lettere, circa più di 80 tra lettere e cartoline postali, che vanno dagli inizi del Novecento fino al 14 nell'archivio, nella Stiftung Goethe e Schiller Stiftung di Weimar, dove erano conservate nel fondo di Julius Rodenberg. Julius Rodenberg era il direttore della Deutsche Rundschau, allora la più famosa rivista di lingua tedesca, che pubblicava i più grandi scrittori di lingua tedesca, anche svizzeri e austriaci, ma anche grandi scrittori stranieri. E quindi Grazia Deledda comincia a pubblicare proprio sulla Deutsche Rundschau, qualche volta addirittura prima in tedesco che in italiano. Per esempio il romanzo Edera esce prima in tedesco che in italiano. All'inizio del Novecento comincia la corrispondenza con la moglie di Julius Rodenberg, Justine Rodenberg, che era in realtà un'ebrea di Trieste, apparteneva a una facoltosa famiglia di ebrei che dalla Germania si erano trasferiti sempre nell'allora regno austriaco, impero austriaco, scusate, e lì questa famiglia ebrea avrà dei figli, tra cui ben 4 figlie, Giustine, Virginia, Jenny ed Emma, e queste sorelle, che si chiamavano Schiff, andranno a trovare Grazia Deledda nella sua casa di Roma varie volte. Quindi nella corrispondenza ogni tanto c'è questa presenza anche delle sorelle. Vi anticipo solo questa curiosità, che ho cercato di approfondire un po' la figura di queste 3 sorelle. Ho scoperto, pensate un po', che soprattutto le 3, non Justine che stava a Berlino, ma 3 sorelle stavano ad Amburgo e avevano il salotto letterario più importante di Amburgo, in cui frequentato dai più grandi artisti, intellettuali, scrittori e uomini politici dell'epoca. Tra questi mi ha colpito molto perché uno dei loro più cari amici era Gustav Mahler, quindi il musicista più importante dell'epoca. Ecco, un po', diciamo, quest'ultimo libro mi ha permesso di ampliare la cerchia di conoscenze che girava intorno a Grazia Deledda, e anche di, come dire, cancellare quell'immagine così stereotipata e polverosa di una scrittrice chiusa dentro casa a scrivere, moglie, madre e scrittrice, un'immagine molto noiosa tutto sommato. Invece è venuta fuori un'altra nuova immagine di una scrittrice con un ambiente letterario, intellettuale, di artisti, di scrittori, ma anche di musicisti molto, molto interessante. Ora, se permettete, vi leggerei un pezzo di questo mio libro di viaggi in Sardegna. Qui parto dal paese di Bitti,
Siamo nel bar del centro della parte della piazza principale di Pitti. Due donne si siedono al tavolo accanto al nostro. I loro zaini e gli scarponi indicano che con gli altri devoti sono andate da Nuoro a San Francesco di Lula a piedi, di notte, e sotto la pioggia scrosciante. Ce lo confermano raccontandoci ancora molto sorprese dell'incontro con un pellegrino che aveva compiuto tutto il percorso scalzo ed era arrivato alla meta con i piedi pulitissimi e senza un graffio. Sembra impossibile, ma ecco che sullo schermo del telefonino ci mostrano la foto. Piedi pulitissimi e belli lisci. Da Pitti proseguiamo per il santuario della Santissima Annunziata, che si trova a circa 35 chilometri dal paese. Il tempo è sempre incerto, la campagna sembra immersa in una nuvola di vapori, ma sul grigio del cielo prevalgono le varie sfumature di verde delle chiome degli alberi, le macchie di colore dei fiori, fitti cespugli di lavanda selvatica tra il rosa acceso e il viola. La digitalis purpurea si innalza con campanule violette verso l'alto, il bianco degli asfodeli, le malve che campeggiano su tutto con i loro fiori lilla e qua e là imponenti cespugli di rosa canina, mostrano un grande dispiego di roselline selvatiche. Ora la terra sembra assorbire con voluttà l'acqua, attesa invano per mesi e mesi e sparsa abbondantemente dal cielo. Non è possibile utilizzare metafore troppo audaci per descrivere il paesaggio. Nonostante la profusione di fiori e di colori, resta un'essenzialità di fondo, come quando si passa davanti ai cespugli delle ginestre, che regalano uno sprazzo di giallo sole mentre il cielo è completamente grigio. Dopo una curva il cielo si tinge di colori ancora più cupi, enormi nuvole scurissime lo macchiano di nero cobalto che il vento spinge a gran velocità sui bordi dell'orizzonte. Quando sono ormai convinta che la giornata porti solo abbondante pioggia, improvviso un raggio di sole illumina la terra, fa brillare le sfumature di colore e gli odori che penetrano dal finestrino della macchina si fanno più intensi. Durante un viaggio in Irlanda realizzai per la prima volta come l'insularità provochi dei rapidissimi mutamenti meteorologici, pioggia a scroscio, sole potente e subito dopo l'arrivo di nuvole, come se stessimo guardando una pellicola fatta girare troppo in fretta. Ora però ho un'altra sensazione, è come passare davanti a vari quadri fissi, a scene statiche che si giustappongono le une alle altre. C'è sì il cambiamento, ma perché siamo entrati in una nuova scena. E infatti non con il pallido solicchio che abbiamo visto fin qui, ma con un sole bello caldo e splendente, per quanto nuvole basse stiano già in agguato sulle cime dei grandi alberi che si innalzano sulle colline intorno, facciamo ingresso nel santuario della Santissima Annunziata. Appena entrati nel villaggio, mentre pochi uomini giocano a carte davanti a una cumbessia, alcune persone ci vengono incontro. Sono state avvisate della nostra visita e sono disposte a parlarci della novena che ogni anno da parecchi secoli si svolge in questo villaggio. Ma io decido di entrare prima in chiesa. Sulla destra, accanto all'altare, la statua della Santissima Annunziata è abbigliata di rosso sgargiante, ma è ricoperta a tal punto di gioielli, oro, ex voto, spille, catenine che quasi il vestito non si vede. Il collo è straccarico di bottoni di filigrana mammellati, con la punta fusolata che termina con una pietra turchese o di corallo, e al vestito sono attaccati non solo i puri denti d'argento descritti da Grazia Deledda nel nostro padrone, ma anche amuleti contro il malocchio, manine di corallo che fanno le fiche, e proprio all'altezza del ventre pende un grande ciondolo di vetro tutto rotondo. Mi riprometto di chiederne il significato. I padroni della cumbessia hanno fatto venire uno degli organizzatori che si danno da fare perché la festa si svolga
nel modo migliore e da lui riceviamo parecchie informazioni. La secolare devozione alla Santissima Annunziata è ben ricambiata, ci dice. La Madonna non ha mai smesso di aiutare i bisognosi, coppie che non potevano avere figli, famiglie che si erano trovate in difficoltà perché si erano ammalati gli animali, la vacca, i buoi, le pecore. Il ciondo che pende sino al ventre della Madonna, mi spiega la mia guida improvvisata, è scheggiato in alcuni punti perché la pietra veniva lasciata alle persone che ne avevano bisogno e così in molti ne approfittavano per staccarne un frammento miracoloso da tenere tutto per sé. Era stata una coppia che non poteva avere figli, una volta nato il bambino, a donare quel ciondolo alla Madonna. In realtà le avevano promesso un gioco di buoi, ma arrivato il momento di mantenere la promessa, si erano accorti che sarebbe stata la loro rovina economica e così avevano fatto un compromesso regalando quel ciondolo. Mi fanno notare anche che questa statua è una delle pochissime in cui la Madonna è incinta. Non ci avevo fatto caso perché il vestito la ricopre interamente, ma sollevandolo si vede chiaramente la rotondità della maternità. Chissà se lo scultore ha trovato già sul tronco da cui ha tratto l'opera quella forma. E mentre me lo domando penso alla continuità simbolica tra la madre e l'albero della vita delle religioni precristiane, l'albero che porta i suoi frutti come la madre porta il figlio in grembo. Anche in questo villaggio, accanto alla devozione religiosa, forte è la traccia dei balli tondi, dei grandi banchetti, dell'incontro tra tante popolazioni dei dintorni che venivano in questo luogo per festeggiare e divertirsi. Alcune di queste tradizioni si sono conservate sino ai nostri giorni. Proprio 2 giorni prima, ci dicono, si è svolto un banchetto con 600 persone. In queste occasioni, se durante una cerimonia in chiesa qualcuno sosta in mezzo alla soglia e alcuni gli fanno cenno di spostarsi o addirittura lo spingono di lato, non si tratta di scortesia, lo fanno per un altro motivo, per far passare i morti. Perché in questi giorni ritornano i morti? Di colpo, tutte le informazioni ricevute fino a quel momento acquistano un altro significato. Accanto ai vivi che ballano, mangiano e si divertono, circolano anche coloro che non ci sono più. Il mondo materiale è circondato da una dimensione invisibile di cui si avverte forte la presenza. Usciamo sulla piazza e sostiamo davanti alla chiesa e solo ora mi pare di cogliere un'atmosfera particolare, una forte energia, un sentimento profondo di commozione. Sole e terra si stanno dando da fare per rigenerare la natura intorno. Ecco, se volete, se c'è ancora... No, non c'è più tempo perché siamo già in ritardo. Scusa, ci devi scusare Rossana, ti ringraziamo del contributo specifico e molto puntuale. E ringrazio anche Pierluigi, ovviamente. Dico soltanto che avrei letto il pezzo che ho dedicato a Francesco del Casino, che mi sembra che sia presente, che in questi viaggi ho incontrato anche lui e quindi poi ho raccontato come è andato questo incontro. Sì. Grazie a voi e buona continuazione. Grazie, grazie. A questo punto passerei la parola a Dina Meloni del Circolo Peppino Mereu di Siena. Dina. Buonasera a tutti, benvenuti a tutti quanti quelli che sono presenti qui in piattaforma e a quelli che ci seguono sia su Facebook che su IONOAS. È una giornata importante questa ed è veramente, insomma, bello festeggiarla in questa maniera tutti insieme a livello internazionale. Il nostro circolo oggi ha 2 ospiti di eccellenza per celebrare questa giornata. Elisabetta Scorcu, che è responsabile delle iniziative e degli eventi del Cagliari Calcio, e Fabrizio Passerotti, attore, che ci darà un piccolo assaggio di un monologo del suo spettacolo Nicolai in Mondovisione.
Ho visto anche che c'è Beppi Vigna, l'autore del libro Salve, da cui è stato tratto lo spettacolo. Niente, passo subito la parola a Elisabetta e non vi rubo più tempo. Buon proseguimento e buona die desa Sardegna a tutti. Grazie, dal Circolo Peppino Mereu. Vai Eli. Grazie Dina, intanto ti ringrazio per l'invito, ringrazio tutti voi. Noi come Cagliari Calcio, intanto vi porto anche i saluti del presidente Giulini. Noi come Cagliari Calcio da sempre ci siamo attivati insieme ai vari circoli per portare avanti, farci da promotori di quelli che sono i valori anche dello sport, come cultura, rispetto, collaborazione, integrazione e appartenenza che sicuramente contraddistingue il Cagliari Calcio e i sardi, la Sardegna più in generale, appartenenza che lo sanno bene appunto i nostri tifosi che ci scrivono, che ci scrivete da tutto il mondo. Lo sanno bene i giocatori, gli atleti che vengono poi a Cagliari a giocare nel Cagliari, e lo sapevano bene anche quei campioni dello scudetto, quello scudetto di cui si parla ancora tanto dopo 50 anni, quegli eroi, come vengono definiti, che hanno raggiunto un traguardo storico. Lo scudetto del Cagliari è uno degli scudetti più famosi nella storia del calcio italiano. È sicuramente una bellissima storia di sport, è una bellissima storia anche di risvolta sociale per i sardi. Lo sapeva bene Riva, che spesso citava, una delle sue citazioni più importanti è quella appunto di rappresentavamo tutta l'isola, lo sapevamo e ci piaceva. Riva che tutto il mondo ci invidiava. E quindi attraverso appunto varie attività, varie iniziative cerchiamo di fare, come dire, una sorta di ponte tra la Sardegna e il resto del mondo, attraverso lo sport anche, attraverso queste iniziative, perché lo sport nei suoi valori, come dicevo prima, lo sport unisce, non divide mai. Quindi ne approfitto appunto per ringraziare Beppi per il bellissimo libro e Fabrizio, dove appunto in cui si parla appunto della leggenda dello scudetto del Cagliari. Non vi rubo altro tempo, passo la parola a Fabrizio, che sicuramente insomma attraverso la sua performance rappresenterà degnamente questo spettacolo. Fabrizio, a te. Sono qua, buongiorno. Faremo giusto un piccolo assaggio proprio parlando di Nicolai, che è diciamo, colui che ha dato il titolo allo spettacolo. Bene. Al centro della difesa, con l'alzo puntato costantemente sul centroavanti avversario, c'era lui, il mitico Comunardo Nicolai. Nicolai era un artista. E quando uno nasce artista, ha una strada di gloria e tormenti già segnata nel grande libro del destino. Nicolai era un artista dell'autorete, il più grande autogollista che sia mai esistito. Cioè, che poi non era il numero di palloni lanciati nella propria porta ad alimentare il mito, no. Statistiche alla mano, lo stopper del Cagliari, un fiore di stopper, con Rosato e Morini il migliore della sua epoca. Aveva fatto più o meno gli stessi autogol di altri difensori, i cui nomi però si erano persi nell'oblio. È che gli autogol di Nicolai erano di una qualità superiore, roba per palati raffinati, virtuosistici spettacoli di autolesionismo agonistico. Cioè, pensate che la fama di Nicolai era tale che una volta a Bologna l'intero stadio gli tributò un omaggio che solo i sommi idoli felsinei, come Bulgarelli o Pascuti, avevano goduto in precedenza. Immaginatevi tutto lo stadio comunale, oggi dall'Ara, unirsi dalle curve alle tribune in un unico grande coro: Nicolai, Nicolai, Nicolai. Era una giornata grigia e il Cagliari stava vincendo abbastanza agevolmente. Gli sforzi dei padroni di casa sembravano destinati ad infrangersi contro l'indiscutibile superiorità tecnica dei rossoblù d'Oltretirreno.
ma il pubblico di Bologna è assai dotto e sa che il calcio non è una scienza esatta, specie quando in campo è presente la variabile Nicolai. E così, certi di assistere ad una partita che solo un miracolo poteva raddrizzare, quel miracolo invocarono. Intorno al 15° del secondo tempo, qualcuno cominciò a intonare Nicolai, Nicolai, Nicolai. Prima uno sparuto gruppo, poi una schiera sempre più consistente e speranzosa. Nicolai, Nicolai, Nicolai. I grandi sono tali perché non tradiscono mai le attese. E Comunardo Nicolai non tradì. Sul più tranquillo dei palloni spioventi, lontano da avversari pressanti, invece di lasciar correre, decise di saltare maldestramente di testa. L'impatto conferì alla palla un effetto imprevisto e malandrino che si tramutò in un'improbabile palombella il cui punto terminale si collocava esattamente alle spalle di Albertosi. E come accade quando il sogno lungamente atteso si realizza, venne giù lo stadio, come ai tempi di Pavinato e Janic. Non esistono più i giocatori come Nicolai, non esistono più nemmeno gli autogol. Per i campionati mondiali del 1970, il commissario tecnico della nazionale Valcareggi convocò ben 6 giocatori di quel mitico Cagliari. Riva, Cera, Gori, Domenghini, Albertosi e anche Nicolai. Sì, anche Comunardo Nicolai. Quest'ultimo giocò solo 15 minuti di Italia-Svezia, poi si infortunò ed uscì di scena. Rimase celebre la frase pronunciata da Scopigno vedendolo in TV per l'occasione. Disse il filosofo: tutto mi sarei aspettato nella vita, ma mai di vedere Comunardo Nicolai in Mondovisione. Grazie. Grazie, grazie, grazie davvero, guarda, è veramente fantastico. Complimenti, Fabrizio. Grazie, vorrei fare i complimenti anche a Beppi che l'ha scritto e ne ha fatto Sì. la regia anche di questo spettacolo. Diciamo, Beppi, cerco di recuperarlo alla fine perché ora stiamo andando, cerchiamo di uscire dal palinsesto il prima possibile. Grazie anche a Elisabetta, grazie per le, diciamo, per le indicazioni e anche per gli inviti, perché io l'ho preso come inviti per contattarti. Certo, assolutamente. Quindi Assolutamente. i circoli lo faranno anche tramite noi. Assolutamente. Avete i miei contatti, chiamatemi quando volete, il Cagliari c'è, anzi ha voglia e vuole, insomma, appena possibile, ma anche virtualmente incontrare tutti voi. Come ho detto, il Cagliari unisce. Bene, grazie, grazie. A questo punto passo la parola alla Presidente del Circolo Sciardana di Pistoia, di Pistoia, scusate, di Perugia, e che intanto Nicoletta mi perdona sempre, che è Nicoletta Menneas. Buonasera a tutti, stai attento perché prima ti ho leggiato, però insomma. Non ho detto Terni. Allora sei perdonato, dai, vabbè. Buonasera a tutti e buona die della Sardegna. Anche a nome del direttivo dell'Associazione Culturale Sciardana di Perugia, grazie a tutti i partecipanti dell'evento di oggi e a tutti gli amici e le amiche che ci seguono da casa. La nostra associazione ha il piacere di presentarvi il poeta pattadese Lussorio Cambigano, che approfitto e ringrazio particolarmente per aver accettato il nostro invito. Lussorio Cambigano è un cultore della tradizione sarde, ma soprattutto della lingua sarda. Tant'è vero, tutto quello che scrive lo scrive in sardo. Da sempre è interessato al fenomeno dell'emigrazione sarda nel mondo e soprattutto nel preservare la lingua sarda dalle interferenze linguistiche esterne, combattere quindi il rischio di abbandono linguistico, quindi al fine di evitare la possibile perdita di identità culturale, personale e sociale. A proposito del tema quindi dell'evento di oggi, della Dia della Sardegna, Lussorio ha scritto il poema, quindi in lingua sarda sempre, Carlo Felice esostirannos sabaudos. Quindi passo, visto che i tempi sono stretti, passo subito la parola a Lussorio che quindi ci delizierà con il suo poema. Grazie e buona serata a tutti. Buona Dia della Sardegna. Salute gente di ogni continente,
che a sa Sardigna corride sa mano, dai Lacanas dell'estremo oriente a su terreno nuovo americano. Su coro bostochedda fitiano, da mentos e valores chisamente vos fa che essere in nove presente, quando ci speriata dai luoghi lontano. Questo fidi su saluto mio che ho appena fatto un'iscutavagade. Mentre, come te presentato, ho fatto questo professor Marrò quando, solo che mi dispiace proprio che non mi comprendete, però io non posso fare gran manco di dare in salto. E passo direttamente a fare che fai dare questa poesia. Praticamente este si storia della Savoia in Sardegna, però mi fermo a Carlo Felice che è troppo lunga. Insomma, dopo ho leato solo per questa ottava. Appunto, Carlo Felice, Carlo Ferozze, la post, e lo tiranno Salbaudos. Comincia tutto in Londra in quell'anno, su 1708, quando in cambio di guerra su danno barattano la Sardegna nel reporto. Sol vinchidores che ne da fanno, nos dan colpo di ricco e di punzotto. In bola un muro sfolte sinedate, chi costruito aiam s'identidade. A postisi di 2 anni so Savoia, nobile spago e de meraboria, diventa res, Mario si mostra in boias, della sarda nazione e di storia. Su primo re mezzano che na gloria li pone sa corona e la vittoria, a lumen le ha Vittorio Medeo, secondo hai se tutto un aroeo. Babbo Noeste, e manco i svizzo, di suo regno e Sardegna avvenitore. Cade si stato e restato in pizzo, manco una via che l'ha parrese onore. Deisse non che arrestato in schizzo, ma solo ha lasciato malumore. Suo primo è stato a Dolomanno, de salista Savoia su diranno. A Carlo Emanuele ha dato salgiase de gustiso la gabata. Pro essere di su babbo veorato, vi resta sa memoria avventomata. Tutto a sa Sardegna l'ha furato, fino a sa sarda limba faeddata. Su male vi il manno in Nuegolo e stoppera e Marchese Rivarolo. De Vittorio Amadeo su Edrese non sagata di una paraula digna, che lo descria dai concappes come inimico de Sardegna. Uno inter tutto quanto sorres, su risa scamile tanto signa. Ma lo valso e grande mascalzone, ha posto sa Sardegna in suo furcone. E stando che vi resta di Sammento, Savoria desantica di Sistina, chi file smerese han sempre dentro, prosciao leato spero de prima. A tattari de belle, a foculento, andato morte e dolo proistrina. Fino a Castello si è rebellato, torrente a suo connotto savurato. A Castello prima è stato arrivato Carlo suo battore Emanuele. Dai Napoleone ricevito in nove ad accattato Paso e Mele. Barones de Sardegna l'hanno linchito, ma esse ha tornato solo vele. Ispeldente di Cillocco sa banda e sor Martures de sa Valabanda. Giumpato su secondo Uttichento a collo, chi su primo intertres. Vittorio Emanuele solamente durato il 20 anni stra sorres. Deisse nuda e buono in suo sammento, cagonca che la posta su adesso. Famato per sa vaca intelligenza, impare a s'arrogo e prepotenzia. Deisse alu si fa da puro, per quanto ha fatto ed emanato. Sa stanca serrata s'amore, a suo fidele suo s'ha donato. Tempos de mala sorte e di scuro, nulla che possa essere perdonato. Intanto in Susino ha preparato su veo de tiranno spesato. E Millo a Boettone, bette bozze, Carlo de Felice nominato. Sapari come fera feroce, posti de vicerecca governato. Deriu istenacchi ve ne fosse, in via del monumento sammentato. Su libero chi disse in da scritto, l'ha fatto su revesso che hai costretto. E Millo sempre in bella vista, in mezzo de castello assaviata. Pare che allo sia sartista chi dona a luve e piena samata.
Commente in Stoccolma, cusa vista le ha susardo a ferro e nera pratta. Osanna subeus mere crudele e negada a solficios più fedeles. De sa crudelidade veru mastro e de infamidade manuatore. Dai dottore connotto un impiastro, veru sovrano e morte del dolore. Ponimus un punto del zastro, in luogo di statua e disonore, e gai, tutti a bennere, nara, bella Castello e Piattaienne. Questa è la giro in italiano. Questa è, diciamo, la parte centrale di questa poesia, diciamo, che parte molto prima dei Savoia, insomma, è un resoconto storico in versi in sardo. Invece vorrei chiudere, visto che i tempi sono, con sempre con Padre Luca Cuvedo, con la cantone di Sardo. Padre Luca Cuvedo è uno dei poeti più grandi della Sardegna del 700-800, a cavallo proprio in questo periodo. Comunque, nei cantoni di Sardo, 90 ottave, questa è la terzultima, scrive, proprio a proposito dell'attacco della Francia lì al Golfo degli Angeli, qua a Cagliari. Lui era presente, lui l'ha vissuta. Quando Francia inviesi di più de gente, nave, che in truppas e bombas pesantes, promettere Castello in su momento e prende sorreales abitantes, judeus che comanda a mare vento, armesi sa tempestas più sonantes, e a tappa sa nave sto tappare, che fiasco ludibrio de su mare. Chiude. E questa è l'ottava forse più famosa di tutta la poetica sarda. In sardo iscrio, in sa lingua imparata, dai tutto che è una mastro in pittinia. In conca mia restata una bada, nel latina nita la poesia. Se in cosa lingua la era impastata, mi diano a Ernato che non è mia, come in pisco faedo, a colla nata, però è cosa mia e non furata. Insomma, questa l'ha scritto 300 anni fa. Io lo ribadisco ogni giorno adesso, poco è cambiato. Lui l'aveva capito 300 anni fa che senza lingua non esistono i popoli. Quindi teniamoci alla stretta. Io sono internazionalista, per carità, non sono neanche campanilista, anche se voglio molto bene alla Sardegna. Sono stato anche 20 anni emigrato. Però la lingua è fondamentale. La lingua sarda ci identifica come popolo, e come popolo possiamo aprirci al mondo e confrontarci col mondo, donarci al mondo, ma con le nostre caratteristiche, con le nostre tradizioni, con i nostri valori, che sono poi quelli comuni a tutti. Ognuno ha i propri valori, tutti bisogna rispettarli, ma i nostri sono questi, la lingua nostra è questa. Grazie. Grazie Lussorio. Grazie Lussorio. Grazie di cuore. Sì, grazie anche da parte nostra, Lussorio, veramente, veramente interessante. Grazie a Nicoletta. E adesso, diciamo, abbiamo iniziato, diciamo, da lontano, a est della Sardegna, abbiamo iniziato da Shanghai, andiamo a terminare a ovest della Sardegna e andiamo in Argentina, a Tucumán esattamente, dove ci aspetta la nostra amica Sarita Bargiu del Circolo del Noa di Tucumán. Sarita? Grazie innanzitutto, un complimenti grandissimo per gli organizzatori di questo incontro che ci permette di trovarci qui riuniti. In primo momento vi voglio dire la soddisfazione che sento per l'intervento del Circolo Maria Lai di Roma in confronto, diciamo, all'insegnamento della lingua e della cultura e della storia sarda nelle scuole. Io con molta soddisfazione vi condivido che oggi qui a Tucumán, in una piccola scuola alternativa, i bambini, i ragazzi stanno imparando la cultura sarda. Così che mi fa molto molto piacere condividere questo. Da un'altra parte, in tempi di pandemia, Vittorio, mio marito, e io abbiamo scritto questo libro che si chiama Sardegna, miscellanea di un'isola meravigliosa. Sta scritto in lingua spagnola, perché lo scopo di questo libro è far conoscere la cultura sarda
a tutti gli hablanti di lingua ispana. Quindi questo è il nostro contributo alla diffusione della cultura sarda. E vi dico anche che il 28 aprile abbiamo celebrato il giorno di Dia di Sardegna con la nostra assemblea annuale, dove è risultato eletta la neo presidente del circolo Sandra Porta, che condividerà adesso con voi un brano di questo libro dedicato a Dia di Sardegna. Con voi. Buonasera a tutti, sono Sandra Portas, presidenta del Circolo Sardo del NOA Argentina, e vogliamo partecipare in questo bel incontro tra i circoli con la presentazione di un libro, Sardegna, miscelánea de una isla maravillosa, escrito en lengua española por los autores Sara del Valle Paz y Victorio Barju. Este libro fue escrito en tiempos del Covid, come una risposta interessante per riuscire avanti con creatività e lasciando una interessante investigazione bibliografica per diffondere la nostra cara, interessante e millenaria cultura sarda. Voglio leggere una pagina del libro titolata Sadie de Sardegna. Desarrollamos este tema recordando un acontecimiento histórico al que ya hicimos referencia. Es una fiesta instituida por el Concilio Regionale el 14 de septiembre de 1993, denominándola Festa del Popolo Sardo. La misma recuerda el movimiento del 28 de abril de 1794, liderado, entre otros, por Giovanni Maria Angioy, que obligó al virrey Balbiano a fugarse de Cagliari después de que el gobierno de Turín se negase a satisfacer el reclamo del entonces Reino de Cerdeña, solicitando reservar los cargos públicos para los sardos, un concilio di Stato en Cagliari, cercano a la sede del virrey, y la institución en Turín de un ministerio para los asuntos de la isla. El gobierno de Cerdeña es asumido entonces por el magistrado de la Real Audiencia, afirmando el autogobierno de la isla, afectada en ese entonces por la desunión y por enfrentamientos personales. Sadie de Sardegna celebra un momento de la memoria histórica de Cerdeña, en el cual el pueblo sardo toma conciencia de sus propios derechos y manifiesta la voluntad de liberarse de toda dominación extranjera para gobernarse autónomamente con sus propias leyes en el respeto de su cultura, de los usos, costumbres y tradiciones propias de esa tierra y de sus habitantes. El reconocimiento de la propia identidad y de los propios derechos y deberes fue un factor decisivo para que Cerdeña lograra un equilibrado desarrollo económico y una autonomía plena y participativa que garantizara la libertad y la justicia social en un contexto federativo de solidarietà e cooperazione. Con questo bel ricordo storico della nostra cara Sardegna, vi salutiamo a tutti con affetto e al più presto. Ciao ciao. Grazie a Sarita Vargiu di averla introdotta, grazie e complimenti e auguri di buon lavoro alla nuova presidente Sandra Porta. Ok, allora diciamo prima di chiudere e prima di passare un attimino a quelli che sono gli eventi che avremo avanti, mi piace ricordare innanzitutto che fino adesso ci ha seguito la piattaforma TV IONOAS, per cui ringrazio sempre il suo direttore Claudio Moica,